Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio a 5 e futsal. Siamo al Palacanino di Altofonte per seguire la sfida tra Athletic Club Palermo e Atletico Monreale. È iniziata adesso Atletico Monreale, Athletic Club Palermo, soprattutto dopo l'ultima partita terminata in parità con le T-Niners. Subito uno squillo per l'Athletic, firmato 5 gol in stagione. Adesso l'Athletic Club Palermo che riparte con quest'altra opportunità, è il miracolo di Norfo sul tiro di Giuseppe Lobianco. Palermo calcio a 5. Tanto sempre Atletico Monreale che pressa alto, Athletic Club Palermo che riparte con Giuliano. Opportunità e gol, il primo della partita dell'Athletic Club Palermo, con Giovanni Tuzzolino che firma il suo 19esimo centro in stagione. Prende campo e avanza. Atletico compatto dietro e poi arriva il gol dell'Atletico Monreale con la rete di Massimiliano Pasta, segna il gol dell'ex. Quest'altro tiro da parte di Lobianco e c'è il contropiede dell'Atletico Monreale. Altra opportunità, può passare avanti il miracolo di Mazzola e da due passi l'Atletico Monreale si divora il gol con lo Giudice. Lo Giudice chiude gli spazi l'Athletic Club Palermo, ma l'opportunità arriva lo stesso sui piedi di Lo Giudice, si oppone Mazzola con i piedi. Macaluso e soprattutto distribuisce gioco in verticale molto bene. Adesso prova a reagire l'Athletic con questo tiro da parte di uno dei giocatori più pericolosi che ha già inciso, Tuzzolino, che ha vinto sia il campionato che la Coppa l'anno scorso. Intanto altro tiro di Tuzzolino che deve capire se potrà consolidare almeno i playoff. Intanto Tuzzolino ad un passo dalle 2-1. Le ringhiere non ci aiuta a vedere tutto il campo. Tuzzolino allarga il gioco, è appena entrato Fiorentino, fa 2-1 il gol di Emanuele Fiorentino, il sesto per lui in campionato. Gira palla invece la formazione azzurra con un grande ritmo, Sgarlata si propone bene in avanti, pensa a cercare Virzi, lascia la porta vuota e quasi viene beffato. Parte Macaluso, va col destro, in spaccata Mazzola, ha totalizzato 2 pareggi e un successo, quindi è importante vincere. Arriva questo tiro, il primo della partita di Tabita. Giro palla orizzontale per poi andare in verticale dell'Atletico Monreale. Occhio a questa palla giocata bene in mezzo da Gentile. Atletico Palermo che verticalizza tardi e male con Tuvè. Poi Tuzzolino si immola, la tiene in campo, zona tiro per lui, c'era il compagno in aria da solo, Fiorentino calcia e poi al terzo tentativo arriva il gol di Marco Tabita, il quarto in stagione per il numero 21, che è sicuro l'elemento inamovibile di questa squadra. Occhio a questo tiro da fuori, Mazzola in 2 tempi. Macaluso prova ad andare, ancora Macaluso, va col destro, risponde Mazzola, altro tentativo, altra ribattuta, Giuliano prova a pressare. Mazzola veloce da Giuliano, ancora Giuliano prova ad andare per bicentrali, sempre Giuliano, ancora l'ex mister che calcia, palla deviata sul palo, gli rimane lì e quindi altro ribaltamento di fronte con Macaluso che allarga il gioco per la conclusione piuttosto libera di Salamone. Si salva l'Athletic Palermo, altro ribaltamento di fronte e qui Tuzzolino in spaccata Norfo, ancora Tuzzolino, allarga il gioco da Fiorentino, sempre Lotto, può tornare indietro, pensa a un altro dribbling, pronto Tuzzolino, parte Tuzzolino, non sbaglia e fa 4-1 per l'Athletic Club Palermo. Di Lo Giudice, esce bene Mazzola, la ripartenza dell'Athletic Club Palermo con Tuzzolino che manda fuori un avversario, poi Giuliano si immola e si salva come può Salamone. Tuzzolino prova ad andare, ancora Tuzzolino
E arriva anche il 5-1 dell'Athletic Club Palermo. Prova a dilagare sulla squadra di Miosi. Tutto di questa squadra, oltre ad esserne capocannoniere, è vero trascinatore anche fascia di capitano. Intanto qui ha salvato miracolosamente Vallecchi, altro contropiede col tiro di Tuve. Il giudice fa buona protezione alla palla, poi passa per vie orizzontali, il recupero alto dell'Athletic Palermo e poi il tiro di Giuliano che viene deviato da Norf. Gira palla in Monreale. Buona trama di gioco con la palla che arriva allo giudice. Occhio perché Tuve regala una giocata per vie centrali. Carapasta al limite, il tiro. Intanto Fiorentina ha provato questa verticalizzazione, poi arriva il tiro da fuori di Lo Giudice. Poi la verticalizzazione di Lo Giudice, bene, si è buttato nello spazio l'Atletico Monreale e trova il 5-2 che riapre i giochi. Occhio a quest'altro tiro di Sgarlata. Ripartire l'Athletic. Macaluso riconquista e fa 5-3. Macaluso riapre le speranze. Tanto Fiorentino prova subito ad accendersi e poi Tuzzolino ha provato a metterci lui il sigillo. Mazzola, altro ribaltamento di fronte. Tuzzolino, un dribbling col mancino, palla fuori e allora si affaccia in avanti l'Athletic col destro dell'ex Mistral Carini. La palla è fuori però. Lascia uno schema per Tuzzolino, la parata di Norf e poi si coordina come può Giuliano. Va a lungo, poi l'occasionissima per Fiorentino. Di campo opposto alla nostra postazione decide proprio questo. Occhio a questa palla in mezzo per Macaluso, da 2 passi, 4-5 ad un passo dalla rimonta l'Atletico Monreale. Però a caricare anche il suo portiere Mister Miosi, sempre l'arma in più di questa squadra. Intanto Tuve risponde Norfo e si salva l'Atletico Monreale. Riparte la squadra azzurra. Mazzola quasi lo segna lui il gol. Sgarlata, il recupero alto di Tuve che poteva mettere la parola fine a questa partita. C'era un fallo ai danni del quinto uomo, non visto, ma arriva a tempo scaduto ancora una volta il pareggio dell'Atletico Monreale. Seconda beffa consecutiva per i ragazzi di Miosi. Invenzione, il tiro, Mura, l'estremo difensore del Monreale. E ancora l'Atletico con Macaluso e il gol di Basta. È pazzesco quello che succede al Palacanino. Da 5-1 a 6-5. Va Tuve calcia, poi il tiro di Giuliano. Norfo mette mani e piedi su questa partita. Tuzzolino, Norfo. È finita la partita e Norfo ci mette la mano negli ultimi istanti e finisce. L'Atletico Monreale strappa 3 punti pesantissimi sull'Athletic Club Palermo, rimontato nei minuti finali, clamoroso al Palacanino.